L'esplosione è potente, la cassaforte però resiste, i malviventi sono costretti alla fuga. Questa volta però sulla loro strada hanno incrociato i carabinieri. La cronaca dell'ennesimo colpo ad uno sportello si è conclusa con l'arresto di 2 pericolosi pregiudicati dopo un inseguimento a folle velocità lungo le strade della Bassa Padovana. In manette sono finiti Glodinoro Maior, 36enne di Brugine, e Manuel Bonora, 47enne di Conselve. I due avevano tentato di scappare a piedi e stavano raggiungendo il campo nomadi di Brugine, dove uno dei due vive con la famiglia. Solo pochi minuti prima avevano tentato di far saltare in aria il postamat di Maserà. La cassaforte però aveva resistito alla carica esplosiva e i 2 banditi a bordo di una potente Volvo stavano cercando di scappare. La capacità di questi pregiudicati è quella di andare in velocità, fare il colpo e assicurarsi poi quella che è la fuga in un posto dove vengono recuperati e riportati al normale vivere. Durante l'inseguimento a 220 km/h un carabiniere è rimasto ferito dopo essersi schiantato contro il guardrail. Le pattuglie però arrivate da Piove di Sacco hanno intercettato i malviventi che, braccati, hanno abbandonato l'auto e tentato la fuga a piedi. I militari hanno sequestrato tutti gli arnesi del mestiere, compresa una leva fatta su misura per tenere sollevate le feritoie dei bancomat. Alle mie spalle questa leva, si tratta di un arnese di fattura artigianale che serve per inserire all'interno dei dispositivi bancomat quello che è poi la scatola con l'esplosivo all'interno e procedere poi alla deflagrazione di tutto lo sportello. Le indagini ora proseguono per individuare il terzo complice della banda. I 2 arrestati potrebbero essere gli autori di altri assalti avvenuti in tutta la provincia. Da inizio anno nel Padovano sono stati ben 19 i bancomat e i postamat fatti saltare e svaligiati.